Buonasera, cominciamo. Allora, il convegno di questa sera si intitola Tutela e potenziamento delle istituzioni e dei servizi del portogruarese. Dico la verità che qualcuno avrebbe preferito chiamarlo in maniera molto più drammatica Salviamo il portogruarese, e poi si è preferito questa dizione un po' più diplomatica. E allora sentiamo direttamente dai protagonisti, coloro che hanno voluto questo incontro, quali ne sono le motivazioni e quali saranno gli stessi temi di questa sera. Do la parola quindi al dottor Nereo Fracasso, che è presidente dell'Associazione Veneto Orientale. Prego. Vorrei elencare una certa serie di fatti, di avvenimenti di questi ultimi tempi, non tanto proprio ultimi anche, che hanno degradato il nostro territorio, che hanno impoverito il nostro territorio. La parola adesso all'architetto Francesco Frattolin, che è presidente del movimento Provincia di Pordenone Portogruaro. Già, lei capiva chi sia la persona seria e chi che si andrà in nocca. Ma siccome che volevamo portare avanti l'idea, noi avversari, che bisogna mettersi insieme, ecco che ricordiamo che domani se continua la fiera di Sant'Andrea, mercato delle oche e degli stivali, e ad essere andare in nocca non è solo l'architetto Frattolin, è tutto il mandamento del Portogruaro. Mi danno il compito di portare il saluto della Confartigianato e della Coldiretti, che però poi interverrà in uno dei punti principali di questa serata. È evidente che noi come categoria ci sentiamo in questa occasione stimolati e anche fiduciosi che si possa iniziare, per quanto riguarda il portogruarese, ad allargare quelle che sono le aspettative. Noi rappresentiamo le categorie produttive, ma i problemi che viviamo come cittadini sono gli stessi che vivono tutti i residenti in quest'area. È sicuramente un'area che potenzialmente ha avuto, ma è stata anche capace di aver meno di quello che merita, ma è evidente che pensiamo che si può cambiare solo e esclusivamente se diventiamo molto più uniti e molto più consapevoli che quello che hanno avuto in più di noi gli altri, se lo hanno avuto, è perché se lo sono meritati. Non è che continuando a pensare che noi siamo stati dimenticati da tutti, questa situazione può. Citerò alcuni aspetti che nella sanità del portogruarese possiamo definire nervi scoperti e sui quali non si è riusciti o non si è voluto finora intervenire. Il primo è il fenomeno della mobilità passiva. I nostri concittadini si rivolgono al Friuli, regione a statuto speciale, che oltre a una comoda vicinanza territoriale offre corsie preferenziali agli abitanti del nostro territorio. I motivi prevalenti di fuga verso il Friuli sono le lunghe liste di attesa per visite specialistiche ambulatoriali. Grazie, buonasera anche da parte mia. Io vi devo parlare di una legge, la legge regionale numero 16. Potrebbe sembrare un argomento ostico, lo è anche per certi versi, ma di fatto si tratta di un po' di storia locale, di ciò che è successo dal punto di vista politico e amministrativo in questi ultimi 16 anni, per cui spero di non tediarvi più di tanto. Arriviamo al 95 e si verifica in regione un cataclisma politico, io lo definirei proprio in questo modo. Escono di scena i vecchi amministratori, ne compaiono di nuovi e tra questi nuovi consiglieri regionali brilla come sempre per l'assenza il Veneto Orientale, e questa non è purtroppo una novità. Quando dico assenza di consiglieri comunali non intendo dire che non c'è nessun consigliere comunale che ha origine in questo territorio, che ha la residenza in questo territorio, ma quando parlo di assenza penso alla mancanza di un consigliere regionale che rappresenti il territorio e che pertanto, dopo un confronto sistematico con i sindaci, svolga a favore del territorio la propria azione in regione.
dimenticandosi magari di appartenere solo ad un partito, di fare i conti solo all'interno di quel partito. Ecco, da questo punto di vista il nostro territorio un consigliere regionale non l'ha mai avuto. Anche per questo lo dico per l'esperienza che ho, 20 anni di sindaco. Ma poi è arrivato il 2004 e la conferenza, pur continuando a svolgere un impegnativo lavoro, perché tutto si può dire, ma non che Bertoncello, che l'ha presieduta in questi ultimi 5 anni, non si sia dato da fare, non abbia lavorato, tantissimi incontri, tantissima carta, però è entrata la conferenza proprio in un periodo poco produttivo, abbastanza inconcludente, che secondo me ancora continua. D'altronde questa nuova esperienza è appena partita dopo le elezioni di giugno, quindi si vedrà se ci saranno risultati più positivi. Io dico alcune cose, parlo non da assessore ma da portoghese. Condivido non tutto quello che è stato detto sugli interventi di questa sera, alcuni sì e qualcuno no. Io non faccio nomi, non arrivo a dire quel sindaco, quella conferenza, il presidente ha lavorato bene, quello ha lavorato male, eccetera. È vero, dal 2004 effettivamente la conferenza dei sindaci ha cominciato, purtroppo è coincisa con la presidenza Bertoncello e ha cominciato a non lavorare più. E perché tra i sindaci non c'è più quell'armonia, non c'è più diciamo così, quello spirito di stare insieme, di condividere alcune problematiche, che poi significa ognuno guardare il proprio campanile, le proprie situazioni e quindi non guardare l'interesse comune. Anche quello che leggevo sulla stampa ieri, sull'edilizia scolastica, il portoghese è abbandonato, specca San Donà, cioè lanciare questi messaggi sulla stampa, che poi non è assolutamente vero nei confronti dell'assessore, che sta portando 3.500.000 euro che stiamo già spendendo per gennaio, che sta portando 10 milioni nel prossimo triennale e che ha dovuto spostare il ragionamento su che è l'intervento grosso, che è l'Ips di Portogruaro, ha dovuto spostarlo perché non ha un interlocutore a Portogruaro, quindi non poteva certamente metterlo nel 2010. La colpa non è dell'assessore provinciale o della provincia se a Portogruaro purtroppo non c'è un interlocutore. Portogruaro paga anche questo, ma lo paga. La causa è purtroppo una situazione portoghese che va spero assolutamente risolta nel più breve tempo possibile, perché purtroppo il fatto di non avere un sindaco è una situazione che alla lunga paga. Difatti Portogruaro sta sparendo un po' da tutti gli enti di sottocomando, di sottoservizio, e questa è una cosa grave. Non ultimo, per esempio, quello dell'assessore Gasparotto, che ha spiegato, casomai ce ne fosse bisogno, e a coloro che magari sostenevano in passato che a Portogruaro avere il sindaco o avere il commissario era la stessa cosa, che un capoluogo di mandamento senza una rappresentanza politica nuoce a tutto quanto il resto del territorio, e questo è inevitabile, non è una questione di giudizio politico o meno, le cose sono così. Non porterò via tanto tempo, ma era obbligatorio. Uno dei decani è un forte, diremo, sostenitore della vita portogruarese, un vero portoghese, non lasciare l'aula senza dire due parole e concludere così la sua visita, la sua partecipazione a questo congresso. Io vi voglio dire solo questo: vi è la necessità assoluta di rinnovare i quadri degli amministratori sotto l'aspetto sia politico che amministrativo. Occorre in tutti i settori gente, ragazzi muniti di forze fisiche ed intellettuali, fuori da ogni, diremo, discussione. Se noi non portiamo amministratori seri, corretti, muniti di una moralità, di una regolarità, di una saggezza e di un'onestà degna del nostro paese, non realizzeremo mai niente.